Scopri l'eccellenza della grafica digitale con Digital Vision. Situati in via Giorgione, 13 a Ramondi Campagna TV, offriamo soluzioni innovative e personalizzate per trasformare le tue idee in realtà. Affidati a noi per stampe di alta qualità, design creativi e servizi digitali su misura. Digital Vision, il tuo partner di fiducia per una comunicazione visiva vincente. Un luogo dove la ristorazione diventa esperienza. Nel cuore di Vicenza, unisce cucina, convivialità e cultura del gusto in un ambiente elegante ma autentico, capace di far sentire ogni ospite parte di qualcosa di speciale. Qui la tradizione italiana incontra la creatività contemporanea, piatti curati nei dettagli, ingredienti selezionati, lavorazioni artigianali e una cucina che valorizza sapori riconoscibili ma mai scontati. Accanto alla proposta gastronomica, la pizzeria esprime lo stesso spirito, impasti studiati, materie prime di qualità e abbinamenti che vanno oltre l'ordinario. Ovo Sodo è anche ricerca e scoperta. Una cantina importante, degustazioni guidate, eventi esclusivi e format esperienziali trasformano ogni visita in un percorso da vivere. Non solo da assaporare. Dalla cena quotidiana alle serate speciali, dagli spazi intimi alle esperienze private. In un ambiente dinamico, raffinato e accogliente, dove il tempo rallenta e il piacere della tavola diventa protagonista. Un ristorante, una pizzeria, un luogo da vivere. Eccoci live, Zona Futsal, la terza puntata in diretta dagli studi di Media Gol. Vi fanno ridere dalla regia, qui pronti per una nuova serata dove racconteremo il calcio a 5 del Veneto dalla A alla D, passando anche per i giovani, parlando anche di femminile. Oggi avremo un ospite che mastica il futsal della Serie A in rosa, insomma tante chicche. Partiamo subito nel ringraziare il buon Nicola Cecchinato, avremo anche le sue clip su 5time.it, grazie ai ragazzi di Roblox che ci regalano ogni lunedì gli highlights della Serie C1 e grazie a Digital Vision che ha allestito lo studio qui a Bolzano Vicentino per questa trasmissione, terza puntata, una trasmissione che questa sera ha qui in presenza. Andiamo subito a presentarli il neocampione cadetto Andrea Rozzato. Ciao mister Rozzo, benvenuto a Zona Futsal. Ciao Test, grazie per l'invito, grazie anche a Michele e Andrea per l'ospitalità. Michele e Andrea che sono nel dietro le quinte e mi hanno anche dimenticato, ciao da Stefano Testoni, ma qua tutti mi conoscono. Vicino ad Andrea Rozzato c'è David Tress. Ciao David, giocatore importante del futsal Trissino, attualmente secondo nel girone A di Serie C2. Ciao Stefano, buonasera a tutti, è un piacere essere qua. Beh, logico che è un piacere, sei qua con me, cioè, ci mancherebbe anche. Da casa invece abbiamo in collegamento Maddalena Oldrizzi dell'Audace Calcio a 5 con la gemella dei rossoneri, vicepresidente dell'Audace. Ciao Maddalena e benvenuta. Ciao Stefano, buonasera, grazie per l'invito. E poi abbiamo anche Francesco Ceccarello, giocatore, allenatore dello Sporting Vampa Diavoli. Ciao Francesco, ben trovato anche a te. Allora, quattro personaggi del nostro futsal, ma io direi ovviamente di partire subito da quello che è il più sorridente in questa serata, perché dopo aver masticato qualche parolaccia in estate per il girone un po' particolare, insomma una grande cavalcata, partiamo da quello che è stato proprio l'ultima partita. Andrea Rozzato, Antenor Sport Padova, un percorso iniziato con tanti giovani che tuttora vestono la maglia biancorossa, la promozione dalla C1 alla B, adesso dalla B alla 2, insomma Antenor Sport Padova che vuole fare la voce grande e ha fatto la voce grossa.
Sì, facendo un passo alla volta, senza fare voli pindarici, come dici tu, grazie soprattutto al lavoro del settore giovanile, quindi ringrazio fin da subito Federico Crepaldi che è vicepresidente e Alberto Rodriguez che oltre a essere anche lui vicepresidente è colui che questi ragazzi li ha formati dall'Under 17 all'Under 19 prima che salissero anche con lui poi in prima squadra. Abbiamo raggiunto un gran bel traguardo, un gran bel risultato, è stato un anno durissimo, davvero durissimo, sotto tantissimi punti di vista, però i ragazzi sono stati fantastici, abbiamo giocato contro squadre attrezzate, abbiamo affrontato trasferte molto molto dure, perché come dici tu siamo stati inseriti nel girone con la Toscana ed Emilia Romagna e penso che abbia vinto alla fine la squadra più forte, è una promozione meritata sul campo e per il futuro vedremo, intanto godiamoci queste settimane di festa e poi affronteremo anche la Serie A2. Ancora 2 partite alle porte, però insomma ritmi sicuramente più blandi. Ricordiamo che l'Antenor è stata fondata, tu sei stato uno dei fondatori nel 2018, hai nominato anche Alberto Rodriguez, tu sei stato suo vice, sei uno dei più giovani allenatori, ma allora io direi di andare subito ad ascoltare la prima clip, quella del buon Cecchi, Nicola Cecchinato, C5 Time, dove ha Rosa insomma iniziare partendo appunto da questa fantastica promozione. In questa terza puntata abbiamo il piacere di complimentarsi in diretta con l'uomo che in 3 stagioni ha traghettato l'Antenor Sport Padova dalla Serie C1 alla Serie A2. È stato soltanto un traguardo sportivo, è la conferma di un progetto costruito con pazienza, visione e una scelta precisa: investire sui giovani, farli crescere, affidar loro responsabilità vere. Una filosofia che oggi trova la sua massima espressione nella figura del tecnico Andrea Rozzato, uno dei più giovani allenatori del panorama nazionale, capace di guidare la società verso un risultato storico, spalleggiato da uno staff di eccellenza. Citiamo alcuni pilastri: Alberto Rodriguez, Luca Cerato, Alessandro Mastroeni, Marco Foschini, Marco Ballarin. Nella Serie B Girone C la stagione dell'Antenor Sport Padova è stata un crescendo costante, prestazioni solide e identità chiara. Un'identità di gioco riconoscibile e una mentalità che non ha mai vacillato nei momenti decisivi, merito di un gruppo compatto, ma anche di un allenatore che ha saputo dare alla squadra un'impronta moderna, dinamica, coraggiosa. Rozzato ha portato freschezza tattica e una gestione del gruppo sorprendentemente matura per la sua età, ha valorizzato ogni elemento della rosa, alternando esperienza e gioventù, con equilibrio e lucidità. Il risultato è stato un futsal brillante, aggressivo, capace di entusiasmare il pubblico e mettere in difficoltà gli avversari. Se c'è un aspetto che distingue l'Antenor Sport Padova è la fiducia incrollabile nel proprio settore giovanile, un investimento negli anni. Un vivaio che oggi rappresenta una delle realtà più floride del territorio, capace di formare giocatori pronti per il salto nelle categorie nazionali. Molti dei protagonisti della promozione sono cresciuti proprio lì, tra allenamenti, campionati, coppe e un percorso tecnico dedicato, pensato per accompagnarli passo dopo passo verso il futsal dei grandi. La società ha messo i giovani in campo e li ha responsabilizzati. Li ha resi parte integrante del progetto. La scelta di Rozzato è la naturale prosecuzione di questa filosofia e della volontà del club, un segnale forte per costruire un futuro sostenibile, basato su competenze, entusiasmo e crescita interna. La promozione ha acceso l'entusiasmo. Il palazzetto ha vissuto giornate di grande partecipazione, con un folto pubblico orgoglioso di una realtà che rappresenta Padova con ambizione. Ora si apre un nuovo capitolo. La Serie A2 porterà sfide più impegnative, ritmi più alti e avversari di grande livello, ma Padova è pronta. Ci arriva con un'identità forte, un progetto solido e un patrimonio prezioso. I suoi giovani, il suo vivaio e la sua visione lungimirante. E con un allenatore che ha già dimostrato di saper trasformare i sogni in risultati concreti. Padova ha una base solida su cui costruire. Un cordiale saluto da Nicola Cecchinato di C5 Time. Buona vita a tutti. Una bella sviolinata da parte del buon Cecchi. Intanto stanno già arrivando dai a Roz numero 1 i messaggi sulla pagina da cui vi trasmettiamo YouTube, ma io andrei a casa di Francesco Ceccarello perché senza farlo apposta mi è arrivato un messaggio l'altro giorno dal buon Roz, la vita, cioè sembrava un po' come il postino di Maria Di Filippi che portava la lettera a casa. Francesco,
tu e il Roz avete iniziato insieme da giovani, avete giocato a calcio, siete vicini di casa, te l'aspettavi il buon Andrea a vincere anche un campionato di B? Allora, sì, io e Andrea ci conosciamo da diverso tempo perché appunto siamo praticamente, abitiamo nello stesso quartiere e abbiamo iniziato giocando a calcio insieme, poi lui ha preso prima di me la via del futsal e insomma le qualità che sta dimostrando ora penso siano le stesse che aveva quando eravamo giovani, una persona posata e capace, disposta sempre ad apprendere. Per lui c'è solo grande rispetto e ammirazione, gli ho fatto i complimenti subito dopo aver vinto il campionato e si merita tutto quello che ha fatto fino ad adesso sicuramente. Insomma, begli attestati di stima, Andrea. Stai diventando anche un po' rosso, un po' come la tua maglia. È l'emozione, anche il caldo, però insomma è bello che addetti ai lavori insomma, possano esprimere certe parole in tuoi confronti. Sì, allora con Cecca ci conosciamo da parecchio tempo, lui giocava sotto età tra l'altro in quella squadra di calcio, me lo ricordo bene, era sempre stato un bravissimo ragazzo e poi ci siamo rincrociati successivamente nel calcio a 5. Cecchi è un altro top assoluto e con lui abbiamo sempre provato a lavorare insieme, non ce l'abbiamo mai fatta, ci siamo sfiorati, però sono bellissime parole, li ringrazio tutti e come ringrazio chiunque poi ci è stato vicino sia sabato durante la partita o dopo per la festa promozione, in generale in queste settimane. E alla fine penso che faccia bene a questa disciplina creare ponti più che muri, riuscire a confrontarsi e provare a crescere tutti insieme. David, un Veneto che campionati ne vinci tanti e speriamo ne possa vincere ancora tanti. Tra l'altro tu nel tuo ricco palmarès, perché insomma da qualche mese che sei in Italia qualcosa hai vinto, si fa per ridere, insomma anche tu l'hai già vinta la Serie B. Quali sono le emozioni che si vivono quando si va a trionfare in un campionato importante come quello cadetto? Sì, Serie B, forse se non sbaglio 3 promozioni ho fatto, l'ultima con la compagnia Malo, e inaspettata quella con la compagnia perché siamo partiti proprio con l'obiettivo di salvezza, la squadra eravamo neopromossi e ho visto le immagini prima, bello, soprattutto vedere l'Antenore, quei ragazzi del vivaio che ho affrontato 3 anni fa in Serie C1, vederli vincere la Serie B e ho visto c'erano 2 o 3 ragazzi che piangevano, è veramente bello, ho per d'occa perché anche noi in quel momento lì, l'ultimo posso dire, eravamo a Tombolo ad aspettare il risultato della partita della Tesina, bravo, grazie. E grandi emozioni, anche se avevo 36 anni nel momento e non era stato il primo campionato, la prima promozione, in quel momento io ho pianto. Mi ricordo bene che ho fatto anche un'intervista al momento e ero emozionato. Ricordo anch'io di aver pianto quel giorno, ma perché ero buttato sul letto di ospedale che vi guardavo mentre aspettavo la visita che mi avevano trovato l'ernia, quindi insomma erano emozioni un po' diverse quelle nostre, però possiamo dire di averne vinte 2 volte la B insieme, no? Alla compagnia e anche al giuriato, prima, insomma, sì. Qualcosa insomma hai fatto di bene, perché io ero solo a corollario di quelle che erano le emozioni che voi regalate in campo. Maddalena, vicepresidente dell'Audace Calcio a 5 femminile, Maddalena si occupa anche di comunicazione e non solo all'interno della formazione veronese che milita in Serie A e poi ha una gemella, una sorella, possiamo chiamare, in Serie C, quella della squadra dei rossoneri. Maddalena, tu che ti occupi di comunicazione, che immagini daresti alla vittoria che ha ottenuto Andrea Rozzato con il suo Antenore Sport Padova? È una bella domanda questa, però beh, allora diciamo che mi coglie un attimo così impreparata, ma da quello che ho sentito e da quello che ho visto la trovo fresca, nel senso che nel momento in cui si punta forte sui vivai e sui giovani,
È un progetto che sicuramente merita di essere dove si trova in questo momento. Sono sempre felice quando si riesce a portare avanti un progetto che parte dalle basi come con i vivai, e quindi sono contenta nel vedere un'altra squadra veneta che va bene, che va forte. L'Antenore è una realtà sana e quindi faccio i miei complimenti più sinceri, perché so quanto sia complesso ma anche stimolante lavorare con i giovani. Quando si riesce a ottenere un risultato così importante è tanta roba, per così dire. I giovani saranno uno dei temi che tra un po' andremo ad affrontare nello specifico, perché tutti e quattro i personaggi, gli ospiti di questa sera, insomma, in un modo o nell'altro con i giovani lavorano molto, hanno lavorato, e sentiremo anche da loro, visto che la scorsa settimana con il buon Tiago Resner, che tra l'altro dopo una settimana ci ha messo un po' di tempo, il buon Tiago, a fare i reel. Mamma come sto parlando, anche se sono un po' un boomer, ha parlato anche di scuola calcio, insomma anche quello è un tema che andremo a trattare quest'oggi. Restando comunque in Serie B, andiamo ancora a ricordare anche la promozione che ha ottenuto una settimana prima di te il buon Nicola Paglianti con il Bissuola, campionato stradominato. Nicola che sarà sicuramente nostro ospite prossimamente, non ha qualche problemino, ma cioè, tutto ok, lo avremo sicuramente nostro ospite. Tra l'altro oggi, se ne parlava prima fuori onda, diciamo, sono usciti i sorteggi per quella che sarà la super settimana marchigiana di Coppa, e il Bissuola affronterà il 20 marzo alle 18:30 alla Pala Carneroli di Urbino l'Ital Service Pesaro. Qui intanto vediamo anche la classifica con il Bissuola che ha stradominato il girone B. Andrea, una bella sfida contro la formazione del Pesaro di Mister Pagana. Poteva andare meglio, oppure insomma il Bissuola ha tutte le carte in tavola per andare avanti, e cosa che ci auguriamo da Veneti? Da Veneti speriamo non solo che vada avanti, ma che vinca questa Coppa, non per tirarla a Nicola assolutamente, ma anzi perché è fondamentale che il titolo rimanga in Veneto dopo la vittoria dell'anno scorso del Villorba. Poteva andare bene, secondo me loro sono fortissimi, ci pensavo prima venendo qui in macchina, sono una squadra super completa, esperta nonostante siano giovani, hanno stravinto già questa categoria, diversi di loro hanno giocato in categoria superiore, l'allenatore è fortissimo, quindi secondo me loro sono sicuramente tra le teste di serie della Coppa Italia. Si trovano davanti a una società che ha rinunciato alla Serie A, è ripartita dalla B, dopo 3 mesi fatti un po' così, ha preso un altro super top allenatore e ha investito sul mercato. Sulla partita secca può capitare qualsiasi cosa, quindi pronostici è dura farli, però loro davvero secondo me hanno tutte le carte per portare a casa la Coppa, e glielo auguro col cuore sinceramente. Intanto Andrea Poli, Rozza numero 1, aspetto ancora la tua bomba. Cosa fai? Lo so, ma mi aspettavo anche questo messaggio, ma non gli rispondiamo ad Andrea Poli, però gli vogliamo bene lo stesso, a lui come a tutta la sua famiglia. Allora, restiamo anche noi un po' sulle spine. Restando in tema di Coppa, i sorteggi hanno portato anche alla sfida per la Coppa DC. Sabato 21 marzo alle 14 il Montello di Alessandro Donisi troverà sulla sua strada il Chemiba Cerreto Desi. Questa potrebbe essere anche un buon sorteggio. Diciamo, hanno evitato le altre 2 squadre che sulla carta sono le più quotate. Restando in tema padovano, però qui siamo col Vino Miteli Petrarca Padova, alle 18 il 27 di marzo al Pala Prometeo Estra di Ancona sfiderà l'Atletico Canicatia, anche qui il Petrarca Padova di mister Giampaolo, che tra l'altro manca un punto, quindi insomma sabato potrebbero essere loro a festeggiare la promozione. Cercherà in tutti i modi di confermare, anzi di rivincere quella Coppa che ha già vinto in passato. Restando in tema di Coppa, David, questa settimana c'è stata la Coppa DD, i quarti di finale. L'11 di aprile alla Belbottega Arena di Tombolo si sfideranno PSN Legnaro Polverara e Futsal Città Murato nella prima semifinale, nella seconda Vicenza e Dragon Futsal. E la settimana prossima Trissino che ritorna in Coppa,
cos'è? Un obiettivo, quello della Coppa, approdare comunque alle Final Four? C'è voglia anche di riscatto dopo la batosta, insomma, casalinga con l'avversaria che è il Cuore Celtic Verona, primo del vostro girone? Sì, assolutamente è un nostro obiettivo arrivare in Final Four e sì, confermo che c'è la voglia di riscatto. Non nascondo che mi aspettavo quel sorteggio, cioè volevo quella partita da noi, ovviamente, perché so della forza del nostro campo. Quello è stato un risultato, posso dire, insolito, quindi loro hanno fatto un'ottima partita, comprese, posso destaccare anche il loro portiere che è stato decisivo, ma loro sono stati molto molto cinici davanti alla porta e hanno meritato la vittoria, forse il risultato un po' largo. E il bello del futsal, del calcio, ci sono questi regali, diciamo, che ci hanno dato un'altra opportunità di batterli e ce la possiamo fare. Non le stiamo preparando ancora perché venerdì abbiamo il Don Romeo fuori casa, però sì, lunedì sicuramente sarà un allenamento rivolto al 100% per la partita di mercoledì contro il Cuore Celtic Verona. Intanto state vedendo anche le immagini di una delle partite del Futsal Trissino nella bombonera del Pala Fogazzaro. Tanta roba, comunque entrare in palazzetti e vedere la passione di tanti tifosi, e quello è un po' il leitmotiv del futsal al Veneto. Restando a parlare di Coppa, tornerei a casa di Francesco Ceccarello del Vampa Diavoli, giusto perché, Francesco, voi nel vostro girone avete una squadra, il Dragon Futsal, che sta dominando il girone e che sarà l'avversaria del Vicenza, altra formazione che ha dominato un altro girone di D. Che partita potrebbe uscirne tra due squadre che sono già proiettate alla prossima C2? Beh, innanzitutto partirei dicendo che vanno fatti i complimenti al Dragon perché, vabbè, si sa insomma che giocatori hanno a disposizione, però sicuramente che facessero una stagione così da ammazza campionato, diciamo, non lo pensavo, e quindi molto bravi. Come hai detto tu, mi hai anticipato. E diciamo che il Vicenza nell'altro girone è l'esatto specchio di questa formazione e mi sbilancio, forse è la finale anticipata, nel senso che sono due squadre molto attrezzate, che hanno sicuramente delle armi importanti per questa categoria, e quindi sicuramente la loro semifinale sarà scoppiettante, poco ma sicuro. Dopo, chiaramente, in una partita dove ci sono valori molto simili, e chiaramente può finire in tutti i modi. La vedo come una partita da 1x2, dipende anche in queste partite qua secche come ci si arriva anche a livello di infortuni, di acciacchi, e penso che insomma in campionato entrambi hanno praticamente archiviato la pratica, e quindi saranno sicuramente entrambe focalizzate lì per cercare il double, diciamo. Vedremo chi potrà riuscire a centrare il double, anche se poi dall'altra parte ci sono il PSN, il Città Murata, che cercheranno di dare fastidio alle due corazzate in testa nel girone A e nel girone B. Maddalena, la Coppa a inizio anno a Tombolo, con le dirette su Futsal Veneto TV, tra l'altro Futsal Veneto TV che seguirà anche la Kermesse dell'11 e 12 aprile. Il buon Andrade Giambattista da dietro le quinte mi sta dicendo sì, ci saremo lì in prima fila. Maddalena, una Coppa dove le ragazze dei rossoneri, tra l'altro bellissimi colori abbinati, insomma hanno dimostrato il loro potenziale, squadra giovane. Che ricordo ne è stato di quella Kermesse, ricordiamo, vinta dalla corazzata Bologna?
Guarda, è stata un'esperienza bellissima, intanto nella cornice della Belbotea Arena sinceramente diventa tutto bello, secondo me, e ce la siamo goduta, nonostante siamo andate fuori alla prima partita, è importato poco, nel senso che se pensiamo che è un progetto al suo secondo anno di vita, riuscire a centrare le Final Eight di Coppa Italia è già qualcosa di meraviglioso, soprattutto se tengo in considerazione che squadre c'erano all'interno di queste 8 che sono super organizzate all'interno del campionato di Serie C. Quindi è stato, ti dico, veramente una gran bella emozione, soprattutto per le ragazze, perché come dicevi sono ragazze giovani che quindi magari hanno un pochino tremato, diciamo la verità, ma nel senso buono. E ripeto, ti dico la verità, non siamo arrivati per vincere, anche perché l'ha portata a casa il Bologna meritatamente, perché è la squadra più forte che ci sia secondo me in questo momento nel campionato di Serie C femminile. Però esperienza unica, sono stata proprio contenta per le ragazze, per lo staff che se la siano vissuta al 100%. Stiamo sempre con te Maddalena, perché guardando le due classifiche ovviamente c'è difficoltà in quella che è la Serie A, tra l'altro una Serie A che sarà ferma fino al prossimo 29 di marzo, e c'è invece soddisfazione, maggior soddisfazione ovviamente nella Serie C interregionale con le ragazze dei rossoneri che occupano il quinto posto in classifica. Cosa succede in Serie A e cosa può essere importante, cosa può essere, come anzi può essere d'aiuto la formazione di rossoneri in ottica futura? Guarda, noi stiamo lavorando con le due società con una sinergia molto importante perché è un progetto a 360 gradi che va dalla Serie A, arriva alla Serie C, ma passa dall'Under 19, dalle giovanili. Stiamo puntando forte su ragazze giovani. Questo cosa vuol dire? Che in Serie A ovviamente paghi la mancanza di esperienza. Abbiamo fatto delle scelte un po' coraggiose, se vuoi, che rifarei assolutamente, nonostante la classifica magari in questo momento non sorrida in una maniera stratosferica. Però era necessario, ci sono dei momenti nello sport in cui bisogna provare a fare all-in su un progetto ed è quello che abbiamo deciso di fare. Con la Serie C contestualmente l'obiettivo è stato esattamente questo fin dalla nascita, creare un altro bacino che ci permettesse di avvicinare anche ragazze del mondo del calcio a 11, soprattutto perché il futsal femminile, almeno da noi a Verona, non è ancora abbastanza conosciuto. E siamo stati fortunati, devo dire la verità, perché le ragazze che sono arrivate hanno veramente un tasso tecnico interessante. Non ti nego che ci sarà magari qualcuno, piccolo spoiler così in diretta, che farà il salto l'anno prossimo da una categoria all'altra perché può essere pronta, perché vogliamo portare avanti questo progetto di territorialità, un progetto con ragazze giovani. Siamo convinti o quantomeno speranzosi di mantenere la massima categoria da una parte e dall'altra, perché no, provare con rossoneri. Non credo quest'anno, devo essere sincera, classifica alla mano, ma magari l'anno prossimo pensare di provare a puntare ai playoff di Serie C sarebbe il giusto passo in avanti, ecco. Per cui in realtà ti dico, nell'insieme il progetto sorride al di là delle classifiche. Ma hai parlato di classifiche, queste erano le parole di Maddalena Oldrizzi, vicepresidente dell'Audace Verona. Abbiamo visto appunto le classifiche sia della Serie A femminile che del girone interregionale di C. Mi hai dato allora uno spunto per quello che è il connubio futsal, calcio a 5 e calcio. Direi di partire subito dal buon David Tress. Un connubio importante, tu che comunque anche nell'extra figura da giocatore, fai anche da allenatore, insomma vivi anche il mondo del settore giovanile del calcio con il tuo calcio fitness insieme all'amico Pedrigno che oggi è anche tuo avversario da compagnia. Ne abbiamo parlato che la settimana scorsa con Tiago Resner che avevamo qui, che avevamo insieme con Grisciai, capitano del DBS Miane. Cosa bisogna fare
e poi lo chiederò anche agli altri, per cercare di unire questi due sport tanto uguali e allo stesso tempo tanto diversi tra di loro? Sì, posso dire che è stato per anni e anni il segreto degli argentini brasiliani fare doppio percorso, futsal e calcio, fin da piccoli. Ti posso anche confermare che prima in Brasile, fino ai 9 anni, parlo di anni 90, magari inizio del 2000, giocavi poco a calcio, vedevi poco il pallone grande che rimbalzava di più, diciamo. Giocavamo molto di più con il pallone piccolo, palla che viaggia a terra, quindi eravamo abituati a prendere decisioni velocemente, eravamo abituati a arrangiarsi, perché c'era anche la regola che il portiere non poteva lanciare oltre la metà campo, quindi e il retropassaggio che non si poteva fare il portiere. Quindi nel momento in cui avevi la palla ai piedi, non avevi scelta, dovevi arrangiarti. E quello era un segreto, perché o imparavi a gestire palla sotto pressione o non giocavi. E quello è stato il segreto della formazione, e sommato sicuramente al calcio di strada, perché con 2 Havaianas faceva le porte e giocava dappertutto. E quindi sì, il segreto per me è trasmettere ai ragazzi prima di tutto la passione, saper trasmettere in maniera ludica, direi prima di tutto, che la decisione, che le scelte fatte in campo a volte sono più importanti della tecnica e dei piedi, quindi far capire ai ragazzi che prima di tutto si gioca con il cervello e dopo con i piedi. Quindi sono fiero di questo mio progetto, è mancato il nome di Jesus Murga, lui collabora anche con me. Abbiamo appena finito un progetto di futsal con il liceo sportivo di Arzignano, in cui io e lui abbiamo concluso 16 lezioni di futsal con il liceo di Arzignano, e vi posso dire che tanti non conoscevano la parola futsal. Devo partire proprio dalle basi e siamo contentissimi di concludere questo progetto. Intanto vediamo sempre immagini, highlights, gran gol questo. Con Andrea Rozzato possiamo dire di sfondare una porta aperta quando si parla di settore giovanile che l'Antenore ha iniziato sin dagli avvii, sin dagli albori di questa società, e tuttora lavora. Magari all'inizio si arrivavano ragazzi dal calcio nel vostro mondo, ma adesso e speriamo insomma che possano esserci sempre più società, non ne faccio nomi perché ce ne sono comunque di importanti a livello regionale, possano proprio iniziare con il futsal. Allora, sì, il problema adesso è che le squadre di calcio ci portano via i nostri, nel senso che fino agli esordienti noi facciamo doppia formazione, quindi piccoli amici giocano un 3 contro 3, primi calci un 5 contro 5, pulcini giocano già a 5 e a 7, esordienti giocano a 5 e a 9. Ce ne sono diversi che si sono messi in mostra e che per fortuna loro, per sfortuna nostra, sono stati poi reclutati o da società professionistiche o da società che fanno un calcio di alto livello a livello regionale. David ha toccato secondo me 2 punti. Il primo punto fondamentale è che si è abbassato tantissimo il monte ore gioco o comunque sportivo dei ragazzi, ne fanno molto meno e quindi anche a livello coordinativo e di capacità si è perso tantissimo. L'altra cosa, secondo me, è che il mondo del calcio, soprattutto a un certo livello, è molto chiuso, è difficile all'innovazione o almeno alla contaminazione da altri sport o da altre discipline, per quanto noi siamo la stessa, nel senso siamo anche sotto la stessa casa, sotto la stessa federazione. Eppure la Juventus ha avviato un progetto di questo tipo, il Bologna ha avviato un progetto di questo tipo, l'Inter stessa,
Alessio Musti, che è stato CT della nazionale di calcio a 5 e responsabile per la Juve di questo progetto, oggi è a Dubai nello staff di Paolo Montero, e quindi vuol dire che qualche beneficio anche solo in prima squadra si riesce a dare. È decuplicato sicuramente nel percorso di un ragazzo, alternare grandi spazi a piccoli spazi, tempi lunghi a tempi corti nella possibilità di decidere, ma banalmente anche il tiro di punta, che veniva stigmatizzato dagli allenatori, ruba un tempo di gioco ai portieri. Sarebbe bello che il mondo del calcio saprisse un po', ci vuole tanto studio probabilmente ancora da parte nostra e un pochino più di professionalità, probabilmente per tante vicende per cui le società spariscono da noi, non c'è grande progettualità, facciamo fatica ancora a crearci uno spazio molto professionale, però le professionalità ci sono tantissime, qua in Veneto poi ce ne sono davvero tante, e secondo me questa è la strada che permetterebbe anche al futsal di crescere. Guardate un po' in Portogallo, in Spagna, le polisportive, le società professionistiche che investono, o in Francia il nuovo budget che la federazione ha messo sul calcio a 5, quindi è un po' lo sport del futuro, secondo me. Se magari riusciamo a battere quell'obbrobrio che per me è la Kings League, però ai ragazzi piace, ai ragazzi piace la mobilità, i tempi stretti, lo spettacolo, il futsal è spettacolare, vanno fatti tantissimi investimenti anche in comunicazione, però è uno sport bellissimo, poi quando lo provi non lo molli più. Allora, hai ritoccato il tasto della comunicazione, allora torno da Maddalena, vicepresidente dell'Audace, e anche Zona Futsal è nel suo piccolo un qualcosa per aumentare comunicazione, aumentare visibilità a questo sport. Proprio per entrare a casa vostra, a casa dell'Audace, come vi comportate per cercare di stimolare nuove ragazze ad affrontare le stagioni del calcio a 5? Come fate e come avete fatto, visto che comunque dall'Under 15 all'Under 19, l'Under 19 che comunque ha vinto tutto, insomma in casa Audace si punta molto sulle giovani. Guarda, con fatica mi verrebbe da risponderti distinto. Allora, noi abbiamo fatto un percorso un po' al contrario, nel senso che siamo partiti dall'Under 19 perché quando sei nella massima categoria devi averla obbligatoriamente, e quello che inizialmente è partito come un investimento necessario poi si è trasformato nell'aprire gli occhi nei confronti di tutto quello che è il mondo giovanile. Noi abbiamo aperto a una collaborazione, visto che prima parlavi di calcio a 11, siamo stati fortunati, devo dire la verità, perché noi collaboriamo con l'Hellas Verona Women, che come potrete ben immaginare a Verona la fa da padrona, inevitabilmente, e abbiamo trovato terreno fertile perché abbiamo trovato delle persone che riconoscono l'importanza del calcio a 5 nella formazione di atlete, indipendentemente poi che scelgano 5-11, a seconda anche delle caratteristiche che hanno. E quindi questo sicuramente ci ha aiutato tanto, non te lo nego, soprattutto l'anno scorso nello sviluppo dell'Under 15 e dell'Under 17, perché abbiamo lavorato con loro, ci hanno dato una grossa mano. E poi adesso piano piano stiamo sviluppando, abbiamo anche la scuola calcio da cui arrivano ragazze pian pianino, perché l'obiettivo è ovviamente riuscire poi a crearle in casa, di modo che non ci sia più quel passaggio da 11 a 5, ma che da quando hanno 4 anni abbiano il pallone da futsal tra i piedi. E non è facile perché siamo su un territorio dove il calcio 11 è veramente padrone, e quindi, come diceva prima David, la parola futsal quando la nomini, magari vai nelle scuole, tocca anche spiegare che cos'è dopo. Quindi però si lavora di giorno in giorno, perché le soddisfazioni che poi ottieni con le ragazze più giovani sono veramente impagabili. I giovani sono il futuro della nostra disciplina. È stato giovane anche Francesco Ceccarello,
è stato perché nella scelta di intraprendere insomma la via del futsal. Francesco, cosa ti ha spinto a lasciare il mondo del calcio? Ricordiamo, sei stato anche compagno di squadra, hai giocato anche assieme al buon Andrea Rozzato. Cosa ti ha spinto a prendere appunto la via del pallone a rimbalzo controllato? Allora, diciamo che io ho giocato fino ai 17 anni a calcio, avevo iniziato a 6 e niente, è stato un po' un caso, diciamo, l'incontro col mondo del futsal, nel senso che appunto nell'ultimo anno di calcio avevo riportato un grave infortunio e che mi ha tenuto anche parecchi mesi fuori. E quella cosa mi ha un po' condizionato, poi sai, quando si mettono insieme tante cose che non girano bene, un allenatore con cui non avevo un gran rapporto, quell'anno la squadra era un po' disunita, tante cose che mi avevano fatto un po' perdere lo stimolo per il calcio, diciamo, e niente, grazie a un mio amico che tuttora adesso è in società con me, che conosce anche Andrea, e mi ha fatto questa proposta e ho detto vabbè dai, proviamo come va. Ho iniziato all'Olof Palme al tempo con il Real Cadoneghe e basta, poi da lì è stato amore a prima vista e questo è il 15° anno che sono ancora dentro, ecco, diciamo. Passano gli anni e anche al Sporting Vampa Borgo servirà prima o dopo un ricambio generazionale. Francesco, cosa fate? Ovviamente in Serie D è difficile avere un settore giovanile, lo è già difficile a livello nazionale, comunque delle alte squadre di Serie C. Cosa fate? Cosa promuovete magari con società limitrofe del calcio, sempre che ci riusciate? Allora sì, come hai detto tu, chiaramente in Serie D è difficile dare già progettualità al settore giovanile, diciamo a tutte quelle dinamiche lì. Però chiaramente, nel senso, se vuoi anche provare a costruire qualcosa di importante, avere ambizioni, insomma, chiaramente anche banalmente il fatto se vuoi salire di categoria iniziano già ad esserci dei vincoli legati agli under, quindi qualcosa bisogna fare. E diciamo che noi siamo una realtà praticamente nuova, molto giovane, quindi parti da zero e le prime basi che abbiamo gettato, diciamo, è quella di tramite conoscenze, perché comunque la società è costituita da ex giocatori o comunque addetti ai lavori che sono dentro a questo mondo da anni, quindi insomma tramite conoscenze cercare di portare a casa qualche ragazzo e poi tramite il giovane che magari riesce a portarti a casa, da lì innescare nel breve un meccanismo di passaparola e che al momento insomma ci ha dato anche delle buone soddisfazioni perché comunque nonostante appunto stiamo parlando di una serie D insomma abbiamo dei ragazzi del 2006, del 2007, del 2004 ma che non solo che fanno le figurine ma che vanno anche in campo, che giocano e dopo chiaramente insomma con il tempo servirà anche strutturarsi sempre di più, insomma collaborare come hai detto tu con società limitrofe e cose di questo genere, insomma. Quest'anno in C1 c'è l'obbligo di avere i giovani in distinta, non c'è più però l'obbligo di averli in campo. Una C1 che sta regalando emozioni venerdì dopo venerdì, c'è sempre il Montello in testa, seguito dall'Arzignano a distanza di 4 punti. Non ci sarà l'obbligo di avere i giovani in campo, ma ci sono tanti giovani interessanti, li abbiamo visti a Tombolo, li vediamo tutti i venerdì sera al palazzetto, pronti chissà a portare alto il nome anche del Veneto al prossimo torneo delle regioni. Andiamo allora ad ascoltare il buon Nicola Cecchinato con la clip sul massimo torneo regionale. Buonasera a tutti e benvenuti a Zona Futsal.
Qui C5 Time, pronti a servirvi il riassunto completo di quella che si preannuncia come una 23esima giornata infuocata. A sole 4 tappe dal traguardo, la Serie C1 Veneta entra ufficialmente nella sua fase nevralgica. Con la capolista Montello costretta ai box per il turno di riposo, i riflettori si spostano prepotentemente sull'Arzignano, pronto a lanciare l'assalto finale. Il Montello di mister Alessandro Donisi guida la classifica con 57 punti, forte di una stagione quasi perfetta con 19 vittorie e ben 103 reti segnate. L'Arzignano insegue a quota 53 punti, ma con una gara in meno e una difesa d'acciaio con solo 41 gol subiti. L'obiettivo degli uomini biancorossi di mister Luciano Sebastiano è chiaro: vincere lo scontro diretto contro l'Atletico Conegliano guidato da mister Franco Brusaferri. Un successo porterebbe i vicentini a 1 dalla vetta a parità di partite con i trevigiani, primi della classe, dando il via a una volata finale mozzafiato dove ogni passo falso sarà fatale. Ma attenzione, l'Atletico Conegliano con i suoi granitici 43 punti non sarà una vittima sacrificale. I trevigiani occupano il terzo posto, ma devono combattere contro il fantasma della regola della forbice. Con 10 punti di distacco dalla seconda, il rischio è l'esclusione dai play-off, prevista se il gap supera i 6 punti. Per l'Atletico Conegliano è a tutti gli effetti un'ultima spiaggia. Se in vetta c'è il Fioretto, in coda è lotta con la clava. 5 squadre in soli 4 punti, dai 24 del Futsal Godego ai 20 di Cosmos 9 e Vigoreal. Il Futsal Godego di mister Paolo Marotta ha fin qui compiuto un percorso di alto profilo, ma il calendario è da brividi. Tra le trasferte contro Mestre Fenice e Cosmos 9 e le sfide interne con Pupi e Arzignano, serviranno almeno 3 punti per blindare la categoria senza passare dall'inferno dei play-out. Sponda veronese, il Pupi di mister Vincenzo Bottini con 23 punti raccolti affronta un venerdì vietato ai deboli di cuore, gli verrà a far visita un Vigoreal affamato di punti vitali per una classifica deficitaria. Poi i veronesi dovranno sostenere un percorso durissimo che proseguirà contro Godego, la capolista Montello e le giovani furie di mister Landi a Mestre, ma dalla loro hanno quel tesoretto di 3 punti di vantaggio dallo stesso Vigoreal e Cosmos 9. Passando per il miti Vicinalis che ha conquistato 22 punti ad oggi, mister Daniel Correa non può dormire tranquillo. Venerdì arriva un Valdagno da assalto con arma bianca, sicuramente un match da tripla. Poi i trevigiani affronteranno un trittico di derby incandescenti, Marca, Conegliano e Miane. E nei derby la classifica non conta, conta solo la fame di vittoria. Il destino di Vigoreal e Cosmos 9 tra le varie battaglie che dovranno compiere per uscire dalle sabbie mobili dei play-off passerà inevitabilmente dalla 24a giornata. Nell'arena dell'Olof Palme gli uomini di mister Walter Moro sfideranno la squadra del nuovo timoniere del Cosmos, Matteo Trentan. Un match da 6 punti che deciderà molto probabilmente una stagione. Infine, occhio al fondo della valle. La marca di Gigi Regondi con 17 punti vede la salvezza a 4 lunghezze, ma il tempo stringe. Il calendario è un nemico. I trevigiani dovranno riposare all'ultima giornata, rendendo il match del penultimo turno al Palalido contro il C5 Valdagno con 15 punti una vera epopea sportiva. Entrambe le compagini possono contare solo su 9 dei 12 punti disponibili. Per mister Pablo Rainieri e i suoi uomini biancoazzurri, l'impresa impossibile è a un passo dal diventare realtà. Il parquet non mente mai. Ogni goccia di sudore racconta una storia di fatica ed dedizione, rendendo il futsal lo sport più imprevedibile e spettacolare del mondo. Noi siamo pronti a viverlo insieme a voi. Un cordiale saluto da Nicola Cecchinato di C5 Time. Buona vita a tutti. Potremmo anche chiamarlo il sommo poeta del futsal Nicola Cecchinato, sempre sul pezzo. Grazie Cecchi, grazie ancora a tutta la banda di c5time.it, un servizio per tutti gli appassionati del calcio a 5. Andrea Rozzato, la C1 tu l'hai già vinta, sì, l'hai vinta, l'hai comunque superata, non l'hai vinta, avevi vinto la Coppa quella volta, comunque poi sei arrivato in Serie B, adesso sei arrivato anche in Serie A2. Chi vedi favorito tra Montello ed Arzignano? E così, domanda a bruciapelo. Non dico Montello perché conosco l'allenatore, quindi non vorrei tirarla come l'ho tirata prima a Paglianti, però sono le due squadre che hanno battuto il campionato durante tutto l'anno. Con Ale Donisi ci eravamo sentiti già a inizio stagione, ti dico la verità, io pensavo che Conegliano tenesse più il ritmo e invece Arzignano e Montello hanno proprio corso. Dipenderà da tanti fattori,
Dipenderà da come andrà la Coppa fra 2 weekend, perché Montello potrebbe staccare il pass per la Serie B in qualsiasi modo, e dipenderà dal peso che hanno avuto in questo mese in cui hanno fatto 2 partite a settimana, e mentre Arzignano ha giocato una partita sola. Però sono 2 ottime squadre. Io ho visto proprio Arzignano Montello quella sera al Palatezze, è stata una bellissima partita, ottime squadre, il livello della C1 è sempre molto godibile, c'è sempre grande equilibrio. Se tirassimo una moneta oggi probabilmente si fermerebbe proprio a metà, non andrebbe né da una parte né dall'altra, però chiunque passerà sarà super meritato sicuro. E poi mai dire mai, ci sono anche i playoff. Lo scorso anno il futsal Marco Polo di mister Scarpa, che in collegamento, tra l'altro ti mando i saluti, ha vinto il campionato. Poi in Serie B ci è arrivato anche lo Jesolo attraverso i playoff. La stessa domanda la rivolgo anche a David Tress, con l'aggiunta del cuore, perché insomma tu che hai vestito tanti anni la maglia biancorossa, che al Palatezze un po' eri di casa, cosa dici? Più Arzignano, un Arzignano che venerdì, domani sera, dovrà cercare di vincere per portarsi a -1 dai trevigiani? Sì, domanda difficile. Rozzato è stato bravo a risponderla. Per me parla un po' il cuore, che abito ad Arzignano, ho giocato per tante stagioni al Palatezze. Sì, vorrei che andasse sull'Arzignano, anche perché conosco tutta la squadra, compreso dirigenza, staff tecnico, tutti quanti, però di là ho cari amici, Leandrigno, Epp, Bertoni, e rimango lì, come ha detto lui, se fosse lanciata una moneta sarebbe rimasta proprio a metà. Vedo il Montello però con una rosa non tanto ampia, forse in questo momento, soprattutto con queste 2 partite settimanali. Quello conta tantissimo per l'ultimo mese di campionato, diciamo. Quindi, però sono giocatori esperti, abituatissimi a categorie più alte, e non so, io seguirò le ultime giornate, tifo anche per il mio ex mister Paolo Ranieri che raggiunga la salvezza, però non posso nemmeno desiderare che Gigi Regondi, quindi è una situazione molto difficile. Sì, sei fortunato che anche tu il venerdì sera giochi, quindi insomma devi pensare prima alle tue partite che a quelle degli altri, e il campionato insomma è ancora lungo, ve la state giocando con i veronesi. E allora andiamo un attimo in terra veronese da Maddalena Oldrizzi. Maddalena, tra l'altro Arzignano, nome importante, che ha legato molto anche in un certo senso a quella che è la storia veronese del futsal. Il nome è Lucio Solazzi. Lo hai conosciuto, Lucio? Sì, è come. Lucio per me è stata una figura di riferimento negli anni in cui ho iniziato ad essere veramente una dirigente nel rapporto con la squadra. L'ho vissuto da allenatore, perché lui ha fatto un anno incredibile alla guida a quel tempo dell'Audace in A2, eravamo arrivati fino ai playoff, alle finali, in maniera inaspettata. E poi l'ho vissuto come vicepresidente, una persona meravigliosa, di un'intelligenza che ho trovato raramente nella mia vita, un uomo che sapeva raccontarti questo sport senza mai annoiarti, sempre strappandoti un sorriso. E devo dirti la verità, è una grande mancanza per tutti, credo per tutto il futsal veneto e non solo. E ti ripeto, mi ha insegnato davvero tanto, e quindi lo ricordo con tanto piacere. Sono contentissima che tu lo abbia nominato. Ad Arzignano abbiamo sempre detto che aveva un difetto, era giallo-blu.
però insomma potevamo sorvolare, visto che comunque io posso solo dire grazie a lui e grazie a Michele, perché Michele Trollese sono quelli che mi hanno portato ad essere qui quest'oggi. Purtroppo non ci sono, ma comunque restano vivi nei nostri cuori. Quindi quello che vorrei chiedere anche a te, insomma, anche in terra veronese magari ci sarà un po' più di tifo per l'Arzignano, anche se poi c'è il mister veronese dall'altra parte, insomma c'è un po' di imbarazzo della scelta per chi possa conquistare la C1. Allora, io devo ammettere di averla una preferenza, mi perdonerai da questo punto di vista, ma io spero nel Montello, perché Ale Donisi con noi ha scritto pagine di storia indelebili e quindi faccio il tifo per Ale perché possa fare bene un'altra volta, guadagnarsi un'altra promozione, l'uomo delle promozioni, lui d'altronde, per cui devo dire la verità, io spero che ce la faccia ancora una volta perché abbiamo condiviso troppe cose insieme sul campo, per quanto ovviamente l'Arzignano sia l'Arzignano, però il mio cuore giallo-blu, diciamo così, tocca dire che spero che Ale Donisi riesca in un'altra impresa sportiva. Bene, grazie a Maddalena. Possiamo chiudere il collegamento con Maddalena perché tifa per Alessandro, dai, a parte gli scherzi. Da Super Partes non saprei nemmeno io chi tifare. Sì, lo si sa, sono arzignanese, però voglio dire questo è tutto un altro arzignano, il Montello sta meritando e allora andiamo a chiudere il cerchio con Francesco Ceccarello. Montello o d'Arzignano? Anche tu insomma il venerdì sei in campo, però insomma visto che siamo appassionati di futsal siamo tutti, passatemi il termine, smanettoni tra C5 Time e i numeri, insomma si sanno, si conoscono le gesta dei grandi campioni della C1. Francesco, chi secondo te la spunterà in questo bellissimo campionato? Quindi insomma Stefano, ho capito che devo prendermi io la responsabilità qua di espormi, visto che hanno detto 50 e 50 sia David che Andrea. E allora io ho avuto modo di seguirle, le ho viste anche nelle Final 8, anche se forse lì per un discorso un po' di assenze, di rientri un po' last minute, forse l'Arzignano era un po' più in ritardo, diciamo, rispetto al Montello e hanno fatto una stagione clamorosa entrambe e hanno corso ai 1000 all'ora, infatti probabilmente ai nastri di partenza ci si aspettava, come hanno detto anche gli altri, anche il Conegliano dentro a questa bagarre, e se l'hanno staccato di così tanto vuol dire che sicuramente hanno fatto e stanno facendo qualcosa di importante. Io ci metto l'esperienza di certi giocatori che ha il Montello e dico Montello secondo me. Allora, anche Francesco dice Montello, Andrea, io ricordo tutto quanto, arrivano i segnali di fumo dal dietro le quinte con la super lavagnetta che di elettronico gran poco, ma c'è ancora il buon vecchio metodo del pennarello, un po' Montello, un po' Arzignano, chiudiamola dicendo che vadano su tutte e due, così le altre squadre in C1 sono felici e così abbiamo ancora meno trasferte lunghe, ovviamente antenore a parte, per il prossimo torneo di Serie B, perché insomma c'è una grande bagarre in quello che è il campionato di Serie B. Nel girone B vinto dal Bissuola ci saranno i playoff, anche lì ci sono Giorgione, Futsal Marco Polo, stagione fantastica per i ragazzi di mister Scarpa, e anche il Verona che cercheranno di giocarsi poi il passaggio e raggiungere Antenore e Bissuola in Serie 2. Abbiamo parlato un po' di C1, adesso andiamo anche ad ascoltare il commento con la clip di C2, una C2 che interessa da vicino ovviamente il futsal trissino di David Tressa. Andiamo con il buon Cecchi, regia. Ed ora apriamo la pagina sulla Serie C2 del girone a 23esima giornata. Per il Trissino è vietato sbagliare. La corsa alla C1 passa da Don Romeo. A 4 giornate dal termine, il girone A di Serie C2 entra nella sua fase più delicata. La classifica parla chiaro. Cuore Celtic Verona guida con 57 punti e una marcia quasi perfetta.
Mentre Futsal Trissino insegue a quota 53, deciso a non mollare la presa. Il distacco è contenuto, ma il calendario pesa come un macigno. Entrambe le squadre devono ancora osservare il turno di riposo e questo riduce a 9 i punti effettivamente disponibili per i vicentini. Una rincorsa complicata, quasi proibitiva, ma non ancora chiusa. In questo scenario, la 23esima giornata diventa un crocevia fondamentale. Don Romeo contro Futsal Trissino. Il Trissino non può più sbagliare. Gli uomini guidati da mister Barilani Omar scendono in campo con un solo obiettivo: vincere. Gli ospiti arrivano al match forte di numeri importanti. 113 gol segnati, secondo miglior attacco del torneo, e 17 vittorie in 22 partite. Ritmo da squadra di vertice e una fase offensiva capace di colpire in ogni momento. La vittoria dell'andata 7-2 racconta un divario tecnico evidente. Ma Barilani sa bene che in questo momento della stagione ogni partita fa storia a sé. Il Don Romeo, pur altalenante, è squadra che in casa sa rendersi pericolosa. Per il Trissino sarà fondamentale imporre subito il proprio gioco, evitare cali di concentrazione e mantenere alta la pressione sulla capolista. Il margine d'errore è azzerato. Per continuare a credere nella C1 serve un finale di stagione perfetto. Il match clou Cuore Celtic Verona contro Compagnia Malo. Il Trissino guarda con grande interesse. Mentre Barilani e i suoi saranno impegnati a Don Romeo, gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Verona, dove la capolista ospita la Compagnia Malo. All'andata finì 2-2 e i vicentini hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Per il Trissino questa è la partita che può cambiare la stagione. Un pareggio terrebbe viva la speranza, una vittoria del Malo riaprirebbe clamorosamente la corsa. Un successo del Cuore Celtic invece potrebbe indirizzare definitivamente il campionato. Al Trissino serve un finale da grande squadra. La promozione diretta è un obiettivo difficile, ma non impossibile. Servono 3 vittorie e un aiuto dagli avversari del Cuore Celtic. Ogni dettaglio fa la differenza. La corsa alla Serie C1 passa da Don Romeo, ma tutto dipenderà dall'armata del Cuore Celtic Verona e il Trissino vuole dimostrare di essere ancora vivo. Un cordiale saluto da Nicola Cecchinato di C5 Time. Buona vita a tutti. Stavo anche ballando, ma intanto che musica era questa qua di sottofondo? Sicuramente brasiliana no. Beh, sicuramente sì, beh, lo chiedo a te che sei brasiliano. Vabbè, cioè, ho voglio dire, escluso la possibilità ma perché ma sai, cos'è- ginga, samba, quelle robe lì, però esatto, sì. dico mai sentito in Brasile. Io tra l'altro sono un bravissimo ballerino di samba, ve lo dico proprio con il cuore. No, a parte gli scherzi, a parte le battute, il Trissino è ancora vivo, va detto che non è mai morto, ci proverà fino all'ultimo, ci sono anche i playoff, insomma, il presidente là dietro le quinte magari si starà toccando le cose di ferro che ha lì vicino, gli amuleti magici, tu ti aspettavi di arrivare a questo punto, di essere lì a giocarti il passo per le finali di Coppa, a giocarti comunque il primo posto contro un'avversaria comunque solida e quotata? Sì, mi aspettavo. Io sono ambizioso, anche se ho già fatto un buon percorso, diciamo, ma sì, sono andato a Trissino per vincere, per arrivare alle finali. E siamo in una situazione che loro hanno un ottimo vantaggio, secondo me. Io guardo più la compagnia, lo stacco della compagnia in questo caso, e dobbiamo ricordarci che venerdì se non vinciamo non serve niente dare un'occhiata alla partita della prima in classifica, perché noi dobbiamo fare il nostro. Poi ovvio che ci credo, ti dico 3 anni fa abbiamo avuto una situazione simile con l'Antenore in cui eravamo sempre secondi, ma con umiltà e facendo il nostro, pensando al nostro, alla fine siamo riusciti a fare il sorpasso. E quindi sì, non dirò che no, intanto è già finita, assolutamente no, ci credo fino a che la matematica ci dice che possiamo arrivarci. Sì, è un campionato, per me è una C2 particolare, se guardi la rosa per me della compagnia, sono terzi in classifica con giocatori che fino allo scorso anno erano in A2, con giocatori abituati a C1 alta, alla Serie B, e loro sono a 16 punti, anzi 17 punti dalla prima, quindi sì, è una C2 alta, quella del nostro girone. Un girone
equilibrato, ma lo sono tutti quanti i gironi, perché se andiamo a leggere un po' i numeri anche del girone C, c'è in vetta l'Atletico Bassano con 43 punti, uno in più di Monticano e Futsal Fleme con 42, quarto posto United Futsal Rossano 41. A Natale c'è il film Una poltrona per due, qua insomma la poltrona diventa quasi un divano. Nel girone B in testa il Mirano con 52 punti, poi il Valli Futsal a 50, parità di partite, insomma grande equilibrio, grande equilibrio perché comunque con le varie riforme che sono state fatte a livello nazionale hanno portato molti giocatori scendere di categoria. C1, C2, possiamo dirlo, lo può confermare sicuramente Andrea Rozzato, anche in categoria regionale ci sono giocatori che uno quando li vede dice cosa fanno qua? Sì, ma prima parlavo del Conegliano non per niente, nel senso che loro si sono rinforzati prendendo 2 giocatori della 2 Elite. È un po' la peculiarità del Veneto avere campionati di livello molto alto. Io ho visto più di qualche partita del girone B di Serie C2 e oltre naturalmente alla Serie C1. Questo è frutto della cultura sportiva che ha qui il Calcio 5, degli investimenti che sono stati fatti. Le riforme poi a livello nazionale hanno tagliato il numero di non formati e questo ha aperto, diciamo così, le porte del regionale a diversi giocatori. Sì. Quindi il livello è molto buono, il livello è molto buono anche tra i tecnici, però mi sento di dire, e anche tra i giovani, perché ce ne sono diversi, come abbiamo detto prima, in Serie C1, ma anche diversi in Serie C2, penso al Valli, che ha tantissimi ragazzi in rosa di Chioggia, che sono davvero interessanti e secondo me questi campionati qua li preparano in maniera molto più formativa per poi un eventuale salto in Serie B. Prima parlavamo fuori onda del Marco Polo di Andrea Scarpa, Marco Polo che ha fatto una stagione clamorosa ed è una squadra, un gruppo storico che chiaramente è vero si è rinforzato, ha preso Pace, ha preso Del Piero, però i ragazzi poi sono quelli, c'è Zanin, ci sono tutti i ragazzi che hanno vinto la C1, quindi è un campionato, sono campionati a Zalin, sono campionati importanti. Intanto David Ivan Bonato di Essed Do Romeo ti scrive non fare scherzi domani. Tu sai perché insomma ci giochi contro, toccherà a te insomma fare lo scherzetto a Ivan Bonato. Torniamo a casa di Francesco Ceccarello, allenatore e giocatore del Vampa Diavoli. Francesco, nel vostro girone qui siamo in Serie D, c'è la capolista, l'abbiamo già detto, ha già fatto anche i complimenti, Dragon Futsal che ha dominato il campionato, però voi numeri alla mano siete ancora lì che vi state giocando la seconda posizione per i playoff, siamo mai addirittura d'arrivo. Allora vengo a chiederti quali sono gli obiettivi per questo finale di stagione e appunto se c'è il sogno, chiamiamolo sogno, di andare in C2 o c'è ancora da lavorare, costruire basi solidi per il futuro? Beh, allora, diciamo che sicuramente se parti con dei presupposti ambiziosi e cerchi di fare il meglio che puoi di puntare più in alto possibile. E noi diciamo che insomma partivamo già da una base, da un gruppo solido, rodato, e già da qualche anno e avevamo avuto anche modo di tastare la categoria con mano, nel senso che comunque siamo sempre riusciti a competere per le zone di vetta, ecco, e anche l'anno scorso siamo arrivati terzi, non potendo accedere ai playoff per il distacco di punti in finale di Coppa Veneto contro la corazzata Martellago, quindi insomma il presupposto di far bene c'era. E dopo chiaramente ai nastri di partenza non si conoscono bene tutti i valori degli avversari e si scoprono man mano, sta facendo tra sorprese, conferme e chiaramente, ripeto, il Dragon sapevo
per i giocatori che scendevano da loro, che avrebbero preso parte alla loro rosa e della loro forza, e non pensavo fossero così costanti, quindi sicuramente molto bravi. Per quanto riguarda noi, siamo lì e quest'anno i gironi di Serie D rispetto alle ultime 2 o 3 annate sono molto più rimpolpati, e nel senso che comunque abbiamo ancora 7 giornate davanti con domani, quindi 21 punti e sono circa la metà di quelli che abbiamo, per intenderci, quindi insomma c'è ancora tanto, ci sono ancora tanti scontri diretti e noi chiaramente, come ho detto ai ragazzi dall'inizio del girone di ritorno, e ho detto ragazzi pensiamo una partita alla volta e basta, i conti li facciamo alla fine, quindi nel senso non stiamo neanche lì a guardare gli altri, ci siamo trovati anche quinti, sesti nella prima parte della stagione, con le unghie e con i denti siamo riusciti ad arrivare lì, adesso proviamo a fare il meglio che possiamo, ecco. Zona Futsal vi auguro di fare il meglio possibile. Con Maddalena abbiamo già parlato di quelli che sono, diciamo, gli obiettivi stagionali e soprattutto gli obiettivi per il futuro, un po' il ricambio magari in Serie A con qualche promozione dalla formazione dei rossoneri che il prossimo anno cercherà di puntare ai playoff. Quello che voglio chiederti come ultima domanda, Maddalena, vicepresidente dell'Audace, è cosa ha bisogno il futsal femminile per crescere ancora? Un movimento che sicuramente ha bisogno di maggior visibilità, l'aiuto da parte della FIGC del Veneto, almeno a livello regionale, appunto di aver creato questo campionato interregionale. Cosa ha bisogno il calcio a 5 in rosa? Guarda, se la risposta che mi viene da darti di getto è ricambio generazionale. E che cosa implica? Vuol dire lavoro da basso. Dobbiamo costruire al meglio dai settori giovanili, anzi ancora prima entrando nelle scuole, secondo me, perché è da dove veramente si possono trovare le giocatrici del futuro. Questo vuol dire fare investimenti economici, a volte anche con sforzi importanti, per riuscire veramente a creare le giocatrici del domani. Non è facile, non è facile, perché vuol dire che in tanti dovremmo puntare in maniera convinta sulle nuove generazioni e non più tenerle in panchina come numeri perché mi servono le under o non le under, ma dargli lo spazio, perché se noi vogliamo avere le nuove giocatrici d'esperienza, soprattutto italiane, visto che quest'anno c'è stato anche il primo mondiale femminile della storia di futsal, dobbiamo renderci conto che dobbiamo creare spazi per loro. Dobbiamo creare opportunità. Se non creiamo opportunità, questo ovviamente vale sia per il maschile che per il femminile, inevitabilmente si fa fatica, si fa troppa fatica, però ti dico sinceramente che più che dalle società molto spesso dovrebbe partire un po' più dall'alto in questo senso, giuro senza fare polemica, ma è inevitabile, perché noi da soli come società possiamo fare poco. Se invece tutto il movimento puntasse in maniera convinta in una determinata direzione, forse si potrebbero fare delle cose molto più interessanti e in maniera trasversale. Hai parlato di polemica, aggiungerei comunque costruttiva, nel senso che hai detto le parole più corrette che si dovevano dire, e anche qui Davide e anche Andrea insomma annuivano con la testa, perché sì, abbiamo parlato di calcio a 5 femminile, ma comunque è una cosa che va anche a livello generale con quello che è il maschile. Andrea, l'ultima battuta con te, insomma, se la 2 non era un obiettivo, magari lo era dentro i tuoi pensieri, perché strada facendo avete costruito qualcosa di importante, l'avete conquistata. Adesso vabbè, ci sarà un po' di pedalà, un po' di calcio tennis, insomma, giusto per sgranchire le gambe dei tuoi ragazzi, però poi bisognerà mettersi dietro la scrivania, comunque mettersi a tavolino a costruire una nuova stagione. Allora, qual è il prossimo obiettivo dell'Antenor Sport Padova?
Ma a livello di prima squadra sicuramente mantenere la categoria e continuare con questo gruppo di giocatori e direi quasi non guardando troppo il mercato in esterna, ma provando a far salire, dando più spazio agli under che l'hanno già avuto quest'anno e provando a far salire qualche nuovo prospetto al settore giovanile. Nelle prossime 2 partite noi faremo esordire 2 2008 e un 2009 sicuramente, perché se lo meritano ed è un lavoro che stanno portando avanti con Alberto da anni, e quindi direi questo. Poi sotto l'aspetto societario è sempre più necessario strutturarsi, avere più risorse, migliorare sotto l'aspetto della comunicazione, però per me il focus deve essere sempre, sempre, sempre quello del settore giovanile. Cioè, il nostro percorso nasce così, tutte le promozioni che abbiamo raggiunto sono arrivate grazie al lavoro che abbiamo fatto sotto, e dobbiamo diventare più competitivi, più strutturati, più professionali lì, nell'attività di base, nel settore giovanile, dove comunque abbiamo raccolto ottimi risultati, ci sono ottimi numeri, però se vogliamo fare un salto ancora dobbiamo migliorare quell'area lì. È passata un'oretta e un quarto, insomma, una bella trasmissione, abbiamo toccato tanti temi e la chiusura, come richiesto da Almira Asai con un messaggio sul canale YouTube. David, a te non faccio nessuna domanda, ma ti chiedo di raccontarci una barzelletta. No, assolutamente no. Era per drammatizzare, me l'aveva chiesto Almir, l'ho tenuto lì buona, poi ho perso anche i messaggi, perché posso confermare che David è tutto fuorché un bravo oratore a livello di barzellette. Siamo in chiusura di questa terza puntata, allora andiamo a salutare e ringraziare Francesco Ceccarello, allenatore e giocatore della Sporting Vampa Borgo. Francesco, grazie della tua presenza, grazie della tua disponibilità e soprattutto in bocca al lupo da parte di Zona Futsal per questo finale di stagione. Crepi il lupo e speriamo insomma di continuare come stiamo facendo. E ciao a tutti, grazie dell'invito. Vorrei aggiungere che ti abbiamo lasciato a casa, ma nonostante il tuo vicino di casa Andrea Rozzato sia qui presente, solo perché dopo aver vinto il campionato era doveroso insomma che venisse qui almeno a pagare un giro di birra, solo per quello, quindi non sentirti in secondo piano, ti abbiamo lasciato a casa. Anche perché sicuramente lui ha già fatto molta più strada di me e quindi è giusto che vi paga le birre, anche 2 giri. Grazie Francesco, grazie a Maddalena Oldrizzi, vicepresidente del L'Audace Calcio a 5 femminile, in bocca al lupo, e che insomma la tua, chiamiamola polemica, che poi più di tanto polemica non è, ma è realtà di visione dei fatti, possa essere, con l'aiuto di una giusta e corretta comunicazione, visto che di comunicazione ti occupi nella vita, insomma possa essere una spinta per il futsal femminile e per una società come l'Audace e la sorella Rossoneri, che porta in alto i colori del Veneto in giro per tutta Italia. Maddalena. Viva il lupo, e spero davvero che le riflessioni prima o poi arrivino alle orecchie giuste, che finalmente possiamo dare dei begli input a questo sport che amiamo così tanto, e vi ringrazio ancora per l'invito e per la bella chiacchierata. Grazie Maddalena, torniamo qui in studio per ringraziare anche chi in carne ed ossa, certo non la carne come il mio fisico, ma comunque la presenza c'era, David Tress, uno dei giocatori simbolo del futsal trissimo di mister Omar Barilani, domani il Don Romeo, settimana prossima il Cuore Celtic in Coppa, insomma un finale di stagione importante, insomma toccati pure, ma qualcosa nella tua carriera hai vinto e chissà insomma, che possa esserci un'ulteriore vittoria da qua nel giro di breve tempo. Sì, speriamo, siamo lì, quindi faremo il nostro compito, cercheremo di fare il nostro compito, soprattutto domani. Mi spiace per Ivan, ma domani per Bonatto, mi dispiace, per domani faremo di tutto per vincere. E volevo approfittare per fare i complimenti al mister Andrea, a Rodriguez, a Crepaldi, perché questo traguardo loro partendo dal vivaio è veramente una roba. Ti confido il mio sogno, portare una squadra dal vivaio e riuscire ad arrivare in un campionato nazionale.
e loro si sono riusciti, ho anche trovato i suoi ragazzi in Slovenia, quando siamo andati a vedere Italia e Spagna, sì, e ho fatto i complimenti in quel momento lì per il campionato che stavano facendo. Quindi ho fatto complimenti per la promozione, ho detto complimenti per quello che state facendo. E bello vedere anche loro che sono andati in Slovenia a vedere Italia e Spagna, i quarti finali degli europei. Ho trovato anche il mister Rodriguez. Faccio complimenti anche a Paglianti, a Miri, a Zai, Tenderini, Meo, sono amici che hanno conquistato la promozione con il Bissuola e era già scontata, diciamo, no? Con giocatori abituati a Serie A2 e Serie A2 Elite che sono andati in B a portare su il Bissuola. E grazie per l'opportunità, grazie dello spazio. Con il Trissino, sì, ho ambizioni e voglio sì portare il Trissino in alto. Speriamo già da subito. Beh, potreste arrivare a Selva di Trissino, che è comunque più alto rispetto a Trissino, qualche metro in più magari camminando. Per chi non conoscesse Selva di Trissino, vi posso dire che fanno i gnocchi spettacolari, c'è anche una bella sagra, visto che io di sagre me ne intendo. Il mio sogno è quello di lavorare nei programmi là che vanno in giro a sagre. Andrea, il Roz, abbiamo aperto con te. David, dai il microfono ad Andrea, grazie. Abbiamo aperto con te, chiudiamo anche con te. Antenor Sport Padova, complimenti ancora per la promozione. Antenor Sport Padova, che è anche, come ha detto con altre parole David poco fa, un modello da seguire, un modello da copiare. Ci fossero molti più Antenor Sport Padova e molti più giocatori come quelli, insomma, che qualche anno fa commentavo. Adesso purtroppo sono rimasto nella regionale, non commento più, no, dai, a parte gli scherzi, complimenti ancora e chissà che il vostro sia un esempio per dare linfa maggiore a questa disciplina. Grazie a tutti per i complimenti, sono davvero gentilissime, bellissime parole. Adesso, come sai bene, noi andremo a giocare la 2 nel girone sud probabilmente, quindi... Ma questa battuta me l'ha rubata, perché avevo detto prima, tanto siete abituati ai chilometri. Esattamente, no, a parte le battute di test, quindi non mie, a cui bisogna dare giusto credito. Grazie a tutti per i complimenti. Anche noi prendiamo esempio da altre realtà, nel senso che Cornedo, Mestre finisce ora, finisce prima, o comunque Villorba, Camedossone in questo momento sta investendo tanto. Se vogliamo rendere questo sport un pochino più sostenibile anche nel lungo periodo, creare più giocatori italiani, questo è il modo, apprendendo il massimo da chi è arrivato da Brasile e Argentina per insegnarci come si fa, e quindi speriamo che tante società decidano di investire nel giovanile, perché porta a grandi risultati e grandi emozioni. Grazie Andrea, grazie ovviamente a chi ci sostiene da vicino con l'aiuto giornalistico come Nicola Cecchinato di c5time.it, grazie ai ragazzi di Roblox per gli highlights, grazie a chi non ci mette la faccia come Andrea Di Giambattista e Michele Di Giambattista, che ci stanno regalando questa diretta dal dietro le quinte, grazie ovviamente al Futsal del Veneto che ci sta regalando grandi emozioni. Il vostro test vi dà appuntamento per giovedì prossimo 19 marzo, sempre qui live sul canale YouTube di Futsal Veneto TV per la 4ª puntata, e chissà che si possa raccontare di nuove emozioni targate Futsal Veneto. Buonanotte e sempre viva il futsal. Ciao! Ciao, grazie a voi, grazie mille. Ciao, in bocca al lupo a tutti. Ciao. Sì, anche birretta, ciao. Scopri l'eccellenza della grafica digitale con Digital Vision. Situati in via Giorgione, 13 a Ramon di Campagna TV, offriamo soluzioni innovative e personalizzate per trasformare le tue idee in realtà. Affidati a noi per stampe di alta qualità, design creativi e servizi digitali su misura. Digital Vision, il tuo partner di fiducia per una comunicazione visiva vincente.
Un luogo dove la ristorazione diventa esperienza. Nel cuore di Vicenza, unisce cucina, convivialità e cultura del gusto in un ambiente elegante ma autentico, capace di far sentire ogni ospite parte di qualcosa di speciale. Qui la tradizione italiana incontra la creatività contemporanea, piatti curati nei dettagli, ingredienti selezionati, lavorazioni artigianali e una cucina che valorizza sapori riconoscibili ma mai scontati. Accanto alla proposta gastronomica, la pizzeria esprime lo stesso spirito, impasti studiati, materie prime di qualità e abbinamenti che vanno oltre l'ordinario. Ovo sodo è anche ricerca e scoperta. Una cantina importante, degustazioni guidate, eventi esclusivi e format esperienziali trasformano ogni visita in un percorso da vivere. Non solo da assaporare. Dalla cena quotidiana alle serate speciali, dagli spazi intimi alle esperienze private. In un ambiente dinamico, raffinato e accogliente, dove il tempo rallenta e il piacere della tavola diventa protagonista. Un ristorante, una pizzeria, un luogo da vivere.